e poi un tema che ci riguarda molto vicino. Quando dico ci riguarda mi riferisco a chi lavora nell'emittenza locale, a chi ha una famiglia e la mantiene con questo lavoro digitale. Prove tecniche di ritardo. Se slitta la Lombardia, a catena rallentano le altre regioni. Nodo frequenze ancora da risolvere. Il caso in Veneto e Friuli Venezia Giulia rischia di saltare il passaggio previsto per il 27 novembre. Oggi come oggi è meglio che salti. Abbiamo sollevato più volte questo problema. Io ho preso anche in giro il governatore della regione Veneto, che ha scritto a Confalonieri per la famosa scuola di polizia, quando doveva invece discutere la salvaguardia dei posti di lavoro di un sistema regionale. E il tema delle frequenze che sono state date alle reti nazionali e non alle reti locali, su questo non si è sentita la sua voce. Non è vero, perché... Si è sentita dopo che il Consiglio regionale ha approvato una mozione. Lo so, perché io su questo ho parlato con Frattini, visto che la questione riguarda anche le frequenze slovene e croate. Ne ho parlato con il Ministro degli Esteri, con il quale a sua volta mi risulta abbia parlato anche il governatore Zaia, sì, ma non per interessarlo. Sì, ma non si è mica prodotto, quella cosa lì non ha mica prodotto nulla dal punto di vista concreto. Infatti quello che si doveva fare era semplicemente applicare la legge. La legge stabilisce che 1/3 delle frequenze vanno date al sistema radio televisivo locale. Questo non è stato garantito, per darle a Mediaset, per darle alla RAI, per darle alle reti nazionali, ai grandi network nazionali. Credo che questa sia una cosa, l'esatto contrario dello slogan prima il Veneto. Io mi auguro che questo slittamento, che è già uno slittamento, perché inizialmente doveva essere molto prima lo switch off, che questo slittamento al 27 novembre, se non si risolve la questione, produco un altro slittamento, perché è meglio rimanere come siamo in questo momento, come ci vedete, piuttosto che uno switch off con il quale magari non ci